Allora, buongiorno a tutti in attesa del titolare che è dentro perché finalmente anche lui oggi è lunedì 14, Confermo. 14 dovrebbe fare gli anni mia sorella Paola, quindi facciamo gli auguri. Auguri Paola, diciamo. Auguri. Auguri Paoletta. Auguri Paola. Paola, ecco, auguri Paola, che io ho quattro sorelle ma ogni tanto mi ricordo. Allora, e oggi, visto che siamo qua con il titolare della Ferrostyle, Gorgoglione un nome e una garanzia, perché Gorgoglione fa rima con, ma non diciamo. Gian Pietro, detto Jean Paul, e il Vincenzo pensionato. Ci manca, allora, la Ferrostyle, che è una ditta di Quasi seria. ricambi, eccetera, eccetera, qui in via Tavagnacco. Tavagnaco, 89. pensate per bere un caffè gratis, non l'avevo fatto. È arrivato anche il titolare Marco, reduce da una domenica un po' impegnativa perché ha dovuto mettere a posto la barca. No, ritorniamo Si è stanchino. E dove va? Stavo a mettere a posto la barca, poi arriva qua, il giorno dopo non arriva neanche. Perché? La barchettina te gas 75 metri che te fa. Allora, e infatti andremo a fare una serata bella lì, mangiamo, bevemo. Allora, e questa barzelletta, sai che noi ogni tanto le spieghiamo, Marco, le barzellette. Questa non possiamo spiegarla e la dedichiamo agli amici della Ferrostyle. Allora, se leggi il giornale, vai allora arriva uno alla Ferrostyle, arriva lì, trova il ragazzo, avete il primo ragazzo giovane, Sì, come sì, si chiama? Marchetto, Marco. Dindigno, Socrates, Dindigno. Boh, Dindigno, Marchetto, non stanno bene in quell'azienda. Allora arriva lì Marchetto, arrivate, buongiorno, buongiorno, mi dica, e questo qua gli dice, mi commenteresti un gnegnigni. Marchetto, scusi, non ho capito, un gnegnigni. Guarda, non ho capito, un momentino che li chiamo Francesco, già più esperienza, arriva Francesco, un giovane grande, l'abbiamo conosciuto qua, mi fa, buongiorno, mi dica, mi dice, un gnegnigni. Prego, un gnegnigni. Ma non hai capito, il momento che chiamo il titolare, che tanti anni che è qua. Allora arriva Paolo e fa, un po' voce un po' anziano, Paolo fa, buondì, mi fa, buondì, mi dica, mi commenteresti un gnegnigni. Ma non hai capito, un gnegnigni. Paolo, guarda, un momentino, le chiamo il magazziniere Roberto, che va in pensione adesso. Va, Roberto, va a vedere lo show, là, e non arrivo a capire, c'è calore, lì sono le parole, là, ma voglio. Arriva lì, stato. Vabbè, come dici? Mi commenterei un gnegnigni. Arrivi come? Roberto, vai in magazzino, prende una roba, fa un pacco, ecco qua, e sono 35 euro e poi alle casse a Paolo titolare. Grazie, questo qua, ciappa, va via, Roberto sta per tornare via e Roberto, dimmi, scusa un momentino, allora Marco, le Giovi, non ha capito, dopo ha chiamato Francesco, dopo abbiamo chiamato me, io non ho capito. Tu sei venuto, senti che parole, tu sei là, magazzino, ma ci hai tu da, e Roberto? Un gnegnigni? No, non si può spiegare. I gnegnigni forse saprete cos'è. Andate al Ferrostyle che hanno un gnegnigni. Ci vediamo lunedì, ci vediamo domani, addio piacere. Oggi è lunedì. Buona settimana a tutti, vi ricordo che l'11 luglio faremo anche questa al Castello di Udine, quelli tutti vanno via, ma i biglietti stanno per essere stampati, ci saranno delle. No Marco, ci sarà anche in. Si stracca che là Marco vuoi. No, no. Invece il pensionato è qua dalle 4:30, non sa cosa fa, va a Ci hai dormire. aiutato a pulire il giardino. Già mette a posto, adesso c'è. Perché va a dormire alle 6 del pomeriggio, alle 4 sei già sveglio. Boh, grazie ancora, biglietti per l'11 luglio in Castello, io e Raul Cremona, ne vedremo delle belle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.